Secondo giorno qua allo Strizzetto, siamo ancora a Rovigo. Siamo ancora a Rovigo. Ormai Rovigo è diventata la mia piccola patria, tu sei abitante, ormai sono rodigino. Le daremo la cittadinanza onoraria. Vabbè, ci conto. Cittadinanza onoraria per il professor Maggi. Ci conto. Coronavirus, allora, ne abbiamo parlato l'altro giorno, hanno fatto un ospedale in 10 giorni e sono riusciti a cercare di tamponare questa pandemia. 70 milioni di persone sono chiuse nelle loro case in 10 città da 11-12 milioni di abitanti, che neanche noi possiamo immaginare quanto... Che paese che riesce a fare contenere 70 milioni di persone chiudendo, mamma mia. Lì sono stati bravissimi. Sì, è un paese leggermente dittatoriale, appena. Noi adesso abbiamo paura per fatto mediatico di qualsiasi cinese si veda, e questa è una cosa grave. Questa è una cosa molto grave. Molto grave. La notizia di ieri che hanno fatto scendere, mi pare a Torino, una ragazzina cinese dall'autobus perché non gradita, cioè siamo via di testa. Però il problema c'è qui, quindi la potenziale pandemia c'è e va fermata. Se si riesce a fermarla vuol dire che il sistema nazionale e internazionale, e noi siamo stati bravi. E la proposta che dei 3 governatori, Trentino, Veneto e Lombardia e anche della città di Bolzano, città metropolitana di Bolzano, vorrebbero che i bambini cinesi che i loro genitori sono arrivati da... Come ne pensi tu? Io penso e dico questo, i 3 governatori hanno scritto al ministro dicendo i bambini che tornano dalla Cina un piccolo periodo di quarantena. Guarda, però è comprensibile, perché i maggiori fenomeni sono avvenuti dalla paura delle mamme, e ovviamente di mamma in giornalista, di giornalista in mamma si arriva sono comprensibili. La cosa di cui non bisogna lasciarsi trascinare è l'eccesso di emozione, perché bisogna adottare il buon senso. Qualche giorno di quarantena non è un problema, diciamo che è comprensibile, anche se il sistema è sicuro, però è comprensibile che dicono per qualche giorno torno a casa. È capitato anche a Rovigo. Se dicono che sono 15 giorni di incubazione, se una famiglia è un mese che è andata in Cina e ritornata, dovrebbe essere a posto. Il problema non esiste. In teoria il problema non esiste. Il problema non esiste. E questo poi è stato anche alimentato dai social. I social sono croce e delizia, noi ci lavoriamo con i social, però i social effettivamente hanno contribuito. Infatti i social sono straordinari nel trasmettere le notizie. Cioè una notizia, un avvenimento che accade per esempio a Taglio di Po fra 2 minuti e che fra 3 minuti io e lei leggiamo su Facebook, dopo diventa virale. Poi ha anche gli aspetti dove ci sono i haters, lei sa cosa sono gli haters, quelli che parlano bene degli altri, dicono parolacce, e quindi ha dato sfogo quindi ci sono, bella la battuta, croce e delizia, però va sempre usata l'educazione del buon senso. Ecco, educazione. Ti faccio un'ultima battuta, leggevo su un giornale satirico, diceva per fortuna hanno chiuso le frontiere perché così i nostri dottori non scappano. Allora, siccome c'è la polemica che tra le 3 ricercatrici che hanno isolato il virus c'è una precaria, e quindi c'è tutto un discorso di precariato in Italia, io ci aggiungo, oltre il precariato, un'altra bella rogna è gli stagisti. Sì. Quindi, questo comunque la polemica era perché non l'avevano assunta, l'assumeranno quest'anno, ma i ricercatori i fondi sono quelli che sono, che però noi abbiamo dei grandi ricercatori che vanno all'estero, appunto, ma perché rimangono c'è chi va, c'è chi rimane. Comunque moltissimi medici potevano andare via prima, però la battuta era una battutaccia, quindi, perché i medici italiani sono molto ricercati. Non ci sono, quindi stanno recuperando quelli che hanno ormai 80 anni, che sono in pensione. Domani, se vuole, le spiego perché non ci sono. Va bene. È una spiegazione. Alla vostra. Professore, complimenti.